esperienza nell'ambito di un sindacato studentesco, ho deciso di aderire e sostenere autodeterminazione, perché per la prima volta 7 forze politiche sarde, indipendentiste e autonomiste, si sono unite per dare vita ad un soggetto politico nuovo che dopo un anno dalla sua nascita ha fatto numerosi progressi nonostante le tante difficoltà che abbiamo affrontato, per dire il fatto che queste forze politiche, come è stato detto, sono molto diverse tra loro. E questo nuovo soggetto politico non appartiene solo alle 7 forze politiche che hanno costituito, ma a tutti i sardi e tutte le sarde che scelgono e hanno scelto di farsi carico di questo processo, che ha come ultimo scopo quello dell'autodeterminazione del popolo sardo. E io mi auguro che per questo momento in cui l'autodeterminazione si ponga come obiettivo principale quello di ricercare il contatto con la realtà quotidiana di diversi territori, con i giovani, gli studenti, i lavoratori, gli allevatori, i disoccupati, che è un elemento che la politica negli ultimi anni ha perso. E tuttora io penso che l'autodeterminazione sia l'unico progetto in Sardegna che possa consentire di risanare questa sorta di frattura che è nata tra la cittadinanza e la politica, e specialmente tra i giovani e la politica. Grazie Sara per il tuo intervento.